Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ricominciamo la settimana, oggi è lunedì 27 settembre 2021. Chissà questo video finché regge YouTube resterà in onda o comunque disponibile per molti anni, dunque chiarisco, ci troviamo nel 27 settembre 2021. Ore 21:32 per l'esattezza. Bene, con questa diretta cominciamo le dirette della settimana. Dunque, l'appuntamento appunto è il lunedì alle 21:30 e il venerdì sempre alle 21:30 su questo canale YouTube. Il mercoledì invece siamo in diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Il Marietto Veneziano, per quanti non lo conoscessero ancora, è presente su YouTube, anche lui col suo canale che troverete proprio con il nome Marietto Veneziano, ed è il fondatore, il creatore del sito ilcapitano.altervista.org, ormai online dal 2015, un sito che diffonde gratuitamente la radionica. Dunque, per quanti non conoscessero questa materia, hanno comunque la possibilità di approfondirla tramite i video che abbiamo sentito i video che abbiamo pubblicato nel corso del tempo, sia sul mio canale YouTube, sia sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Cercate le opportune playlist per individuare appunto in modo più facilitato i video di cui vi parlo. Dunque, se non conoscete la radionica potete approfondire tramite queste condivisioni. Capirete che la radionica si occupa di condizionare o di correggere le informazioni vibrazionali per il tramite delle onde di forma, e dunque potete approfittare, diciamo così, per intervenire su alcune circostanze, su alcune particolarità della vostra vita che richiedono appunto un contributo energetico. Bene, detto questo, vi ricordo anche che il sito del Capitano si trova a questo indirizzo: www.ilcapitano.altervista.org. Inoltre siamo su Facebook, ehm, trovate appunto sia le nostre pagine, potete richiederci l'amicizia, siamo comunque lì come persone, e siamo anche lì come gruppi. Abbiamo 2 gruppi che si chiamano I Casti Sacerdotali e l'altro gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Appunto sono gruppi che si occupano di queste tematiche. Bene, prima di cominciare i saluti ricordo comunque che sono disponibile quotidianamente per consulti privati professionali. Un consulto con me ha un costo di 20 €, una durata di 45 minuti. Dunque, se vi interessa l'occasione, l'opportunità di rivolgermi più domande, approfondimenti anche mirati, indagini radioniche, oppure consultare gli astri, perché sono anche un'astrologa, bene, allora contattatemi. Il prezzo è sempre 20 € per 45 minuti. Bene, allora cominciamo a salutare. Buonasera Maria, buonasera Marietto che è dalla regia, buonasera Brunella, buonasera Chiara, buonasera FC, buonasera Rita, buonasera Agata, buonasera Barbara, buonasera Sonia, buonasera Giusy, buonasera Loredana, buonasera Stefania, buonasera Lia, buonasera Roberta, buonasera Lori, buonasera Cristina e buonasera anche a te Nella. Bene, le domande sono già numerose, dunque inizio subito a rispondere. Allora, eh sì Chiara, sì, sì, il raffreddore è passato, e devo dire che ho avuto tutta la settimana scorsa un po' di tribolazioni, e poi ho ancora qualche piccolo così, come dire, strascico, ma proprio una cosa minima. Allora, la prima domanda, secondo l'ordine proposto a me, perché considerate che la risposta della connessione potrebbe non essere la stessa, dunque l'ordine delle domande, così come delle persone che hanno scritto dei commenti, potrebbe non essere lo stesso di quello che vedo io da voi, dal vostro cellulare, dal vostro dispositivo. Dunque non prendetevela male se non vi ho risposto perché pensate che vi ho saltato.
No, anzi controllate perché a volte pensate di aver commentato e poi il commento non c'è, dunque controllate sempre bene che effettivamente sia stato inviato e state tranquilli perché io, vado sempre con l'ordine proposto a me nella chat dal vivo. Allora, bene e dunque mentre ci sono ricordatevi di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro e una domanda mirata, niente domande generiche, perché non vi aiutano anche per il semplice fatto che io devo andar troppo sul generale, diventa difficile rispondervi. Bene, se la domanda riguarda un'altra persona dovete mettermi anche il nome e la data di nascita della persona. Benissimo. Federica, 18 novembre '87, vorrei sapere se a Daniele, 15 aprile '78, ha dato fastidio il fatto che gli ho parlato. Grazie mille, siamo entrambi impegnati. Okay, vediamo allora facciamo così, diventa una domanda tendenziosa, ma ho capito benissimo cosa vuoi dire. Facciamo che chiedere come ha preso il fatto che gli hai parlato. Vediamo un po' come, ha vissuto Daniele questa cosa. Vuoi sapere solo quello o anche gli sviluppi? Vabbè, faccio una stesa completa. Allora, Federica, 18 novembre '87, Daniele, 15 aprile '78. Uh, ah, dunque, ha ammalato e casa. Sicuramente un po' di turbamento se l'è portato a casa. Diciamo che ha continuato anche a pensarci. Allora allora, vediamo se così è inquadrato tutto un pelino meglio. Dunque, cara Federica, che dirti? Di sicuro, la situazione che vedo qui, partire dal passato, introduce questa novità, forse l'incontro con questa persona, un immediato senso di qualcosa, come se fosse stato un richiamo, no, probabilmente ti ha colpito fin da subito, anche se, si è dimostrato, molto amichevole e disponibile e, può aver inviato dei messaggi un po' particolari. Ecco, diciamo che, qui il ladro e il viaggio potrebbe anche indicare, qualche movimento, non ben dichiarato, non ben visibile, che comunque lo ha mosso nella tua direzione. O forse è questo che ti ha spinto a parlargli, l'aver intuito un qualcosa. Sicuramente gli hai dato da pensare e, gli hai dato anche una bella gatta da pelare, perché probabilmente era quello che lui comunque immaginava o non ti nascondo che un pensierino ce l'ha fatto, però, hai contribuito alla sua autostima, ma anche al suo turbamento interiore, perché comunque, tra gelosia e militare qui c'è una situazione, interiore un po' forte, però, ti ripeto, ha lavorato bene su di lui, ecco, sull'immagine che ha di sé e quella che lui vede attraverso di te. Allora, cosa sembra, creare tutto il fatto che tu gli abbia parlato nel prossimo periodo? Da una parte, gli ha dato una mano a capire, ma potrebbe anche essere che gli dia una mano a prendere un attimo le distanze, perché sicuramente vedi che c'è tormento, ma è anche una carta di allontanamento, dunque forse prenderà del tempo per capire bene che cosa, veramente, lui desidera. E, attenzione però, io non so se tu e lui siete colleghi di lavoro. In tal caso è possibile che nell'ambito lavorativo comincino a nascere dei pettegolezzi sul vostro conto, dunque
è anche possibile che sia questo che lui voglia evitare in qualche modo. Per quanto riguarda l'esito, abbiamo Imeneo, prigione, sacerdote, giovane fanciulla, dunque, diciamo che questo l'ha un po' forse si è un po' bloccato, proprio in funzione del rapporto che ha, della ragazza con cui sta e della necessità di comportarsi bene, di fare la cosa giusta. Non so che dirti, non so cos'è che ti aspettassi, ma questo è quello che mi pare di individuare, da quello che dicono le sibille. Allora, riprendiamo e c'è Luce che si è voluta infilare a forza mentre interpretavo. Vediamo la prossima domanda di Rita. Rita, devi mettere la tua data però. Ah, l'hai scritta sotto, va bene. Se ho continuità lavorativa sono Maria 12 12 80. Okay, allora vediamo la continuità lavorativa di Maria, cioè se c'è. Vediamo come va la situazione lavorativa. Intanto saluto anche, Cristina, Beatrice, brava Cristina, sono amiche preziose le Sibille. Ehm, Anche, Sole e Luna, bene. Ehm ah, okay. Vabbè, vedo comunque un contesto dove c'è possibilità che altri chiacchierino. Comunque sì, io sai non conoscendo chiedo, interpreto per come, posso immaginare. Allora, va bene, torniamo a Rita, che poi si chiama Maria, e vediamo la sua continuità lavorativa, cioè se c'è continuità lavorativa. Allora, è proprio un taglio di stabilità, eh. La donna di servizio riguarda comunque la tua attività, sei sicuramente a tutto campo, molto disponibile, servizievole, arrivi a tutto, tutto quello che ti chiedono. Ti distingui anche in quello che fai. La donna maritata è colei che si occupa del focolare, ma è anche la persona che mantiene la situazione. Dunque, per estensione di significato, sembra proprio che già al taglio le sibille ci diano un senso di stabilità, mh. Vediamo però che sicuramente il tuo tormento, il tuo dubbio nasce da qualche preoccupazione. Cerchiamo di inquadrare meglio. Allorissimo. Dunque, beh, devo dire che probabilmente, una prima preoccupazione te l'ha data l'arrivo inaspettato di qualche rivale, qualcuno che, inizialmente può aver creato un po' di instabilità, ma che si è rivelata comunque una buona occasione, una buona opportunità o forse addirittura qualcosa di più, potrebbe anche essere una persona che poi nel tempo si è fatta avanti con te in qualche modo. Non intendo necessariamente, ma non lo escludo, a livello sentimentale, però ecco, qualcosa, effetto distrazione, potrebbe anche essere avvenuto. In questo momento è chiaro che a livello lavorativo, hai molte aspettative, forse proprio vedi questa è la carta del rifugio, della famiglia, della solidità, dunque c'è questo desiderio, anche se qualcosa è un po' bloccato, come se, ehm, la situazione è un po' ferma e sei in attesa di vedere un po' come vanno le cose, cosa arriverà. Dunque, un piccolo pericolo c'è, non è proprio piccolissimo. C'è questa figura della nemica che preannuncia sempre delle difficoltà, proprio o causate da qualcuno o da alcune circostanze che possono, ehm, lavorare, contro di te, probabilmente alle tue spalle. Dunque attenzione perché potrebbe anche riguardare o, visto la situazione di attesa, qualcuno che cerca di metterti in cattiva luce, oppure proprio qualche situazione difficile,
ma quale che sia la circostanza, costanza e speranza garantiscono il tuo buon esito, cioè che ce la fai a dispetto della prova. Dunque potrebbe anche indicare che, di fronte ad alcune scelte che, nel contesto lavorativo possono essere fatte, comunque viene garantita la tua continuità. C'è però un qualcosa qui, ti faranno sospirare un contratto, cioè l'ufficializzazione, la legalizzazione della tua posizione subirà ritardi, ma non di meno otterrai il tanto desiderato contratto. Perché questo ti dico? Perché comunque c'è anche nell'esito. Vedi, arriva una convocazione, qualcosa, una notizia, però creerà più confusione che altro. Dunque è un qualcosa che riguarda anche la possibilità che ti venga riportato in modo non proprio completamente realistico o affidabile una qualche notizia, una qualche comunicazione, o che ci siano, comunque delle situazioni di contraddizione anche, okay, su questo accordo, ma l'accordo c'è. C'è però attenta, perché o ti sta indicando che l'accordo, va proprio colto al volo, dunque devi raccogliere quest'occasione appena ti si presenta e dunque l'accordo intendo proprio la firma, la stipula di un contratto, oppure può indicare che questo contratto comunque non è ancora a tempo indeterminato, non avrà contorni totalmente chiari e lascia sempre quella riserva di precarietà. Però, se devo dirla tutta, abbiamo visto che comunque la continuità c'è, Dunque vedrai che magari le cose in alcuni momenti saranno nebulose, ma tu continuerai ad avere, ehm, il tuo lavoro. Luce, sentite come ronfola. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Agata, 25 aprile '65, Maurizio 1° maggio '63. Allora Agata, io ti ho già risposto a questa domanda, è proprio uguale all'altra volta. Tu Maurizio, Maurizio e tu. Vai a rivederti la diretta, io rispondo a Barbara. Allora, Barbara ho risposto anche a te se accetti il ma non le guardate 'ste dirette, fate la domanda e poi ciao, non state lì. Peccato, perché io vi rispondo e però passo avanti, dove me lo ricordo salto. Sonia, 5/5/90, Angelo, 8 gennaio '80, il mio problema familiare condizionerà i suoi sentimenti per me? Bella questa domanda molto mirata, molto precisa. Allora, vediamo se Angelo cosa succede ai sentimenti di Angelo, per il tuo problema familiare. Allora, a me dal taglio sembrerebbe di no, però vediamo un po'. Ma allora, sicuramente, c'è un qualcosa vedi, casa nemico, dunque i problemi familiari effettivamente non sembrano, esasperati. Poi sai dipende anche da come uno lo vive, da, quello che uno, mhmm, si immagina e proietta, però le sibille non lo vedono più come un pericolo, ma non così rilevante. Ehm,
Sicuramente è una situazione comunque non nuova e probabilmente hai avuto occasioni anche per dirlo, no, per allora, forse ti sei sempre un po' chiesta se, dirlo, non dirlo, come la prendo appunto, cioè, c'è il come dire, una preoccupazione. La preoccupazione sarebbe se lui cioè maggiore, sarebbe se lui venisse a saperlo da altri. Capisci che il pericolo che qualcuno ti anticipi è presente e lì poi dovresti dare delle spiegazioni fastidiose o comunque, non hai più l'occasione di dire la tua versione, perché già resterebbe inquinato da un preconcetto, vuoi o non vuoi. Dunque, effettivamente c'è un pericolo, ma è un pericolo non tanto, di come potrebbe reagire lui a saperlo, perché a tutti gli effetti, ehm, nel prossimo periodo, dunque ammesso che tu lo renda partecipe di quello che stai vivendo e che sappia comunque comunicarlo nella maniera più giusta, io lo vedo comunque darti consigli e ascoltarti. Non lo vedo per niente preoccupato della situazione. Tutt'altro, guarda, gran signore Speranza, comunque, lo vedo anche cercare compromessi, mhmm, sicuramente 2 conti se li fa, non è una persona stupida, però è una persona disponibile e, che sa valutare. Dunque potresti perfino ricevere qualche suggerimento da lui. È però un tipo che va saputo prendere perché, dalle carte che vedo comunque il carattere di questa persona è un po' particolare. Ad ogni modo, ehm, qui ecco, compaiono delle figure e tu probabilmente saprai individuarle. Si tratta di una persona sposata, ehm, che accompagna un uomo, un ragazzo, comunque non è un uomo molto grande, è un ragazzo abbastanza giovane, potrebbe essere, non so, magari, tuo fratello con tua cognata, oppure, la sorella di lui, il fratello di lui con la cioè c'è qualcuno che comunque gli metterà delle perplessità, okay, perché lo vedo poi a un certo punto un pochino farsi un punto di domanda e avere un momento di stallo, okay, nei tuoi riguardi o un momento più che di stallo di, riflessione nei tuoi riguardi, ma sei indicata come la matrice, dunque, non dovrebbe avere degli atteggiamenti particolarmente infelici. E ora vado a leggere eventualmente se hai scritto. Allora, se Barbara hai ricevuto la proposta questa mattina, ti rispondo. Però suonava come un'altra domanda che ho già visto. Dunque, 27 dicembre '89 e Barbara, 4 dicembre '82. Allora, vediamo dunque se andrà bene il lavoro offerto da Andrea a Barbara. Vediamo un po'. Mh. Allora, c'è già un'insidia in questa proposta. Non so spiegartene la natura solo dal taglio, dunque andiamo avanti e vediamo. Però la nemica non è sicuramente una carta felice, perché parla di pericoli reali, di qualcuno che può danneggiarci. Allora, mh.
Ma allora non so se tu sei volutamente andata via da un lavoro che già facevi, perché compare la vecchia signora generalmente indica, se non indica proprio una persona di una certa età, magari una madre, in là con gli anni, una zia o una figura comunque, di riferimento, una guida, no, qualcuno più grande, potrebbe indicare comunque una circostanza durata a lungo. Che ovviamente è nella linea del passato, dunque potrebbe anche essere un vecchio lavoro che hai fatto. E c'è questo allontanamento, sembra un allontanamento volontario, comunque una decisione spontanea, non subita, una scelta e forse proprio in attesa di coronare, di realizzare qualcosa che amavi o un qualcosa che desideravi fare da molto tempo, qualcosa che si trascinava nel tempo e che forse hai finalmente visto l'opportunità di concretizzare. Quello che posso dirti è che ci sono delle cose non chiarissime, okay, o riguarda alcune alcuni rimpianti su alcune scelte che puoi aver fatto e che ancora oggi possono creare confusione in te. Vedi che c'è una situazione, c'è il vedovo, dunque è una carta sempre un po' pesante, di quando subiamo una situazione, non abbiamo possibilità di cambiarne il corso, ma può anche indicare che abbiamo dei rimpianti per non aver svolto o fatto delle cose finché eravamo in tempo per farle. Dunque diciamo che c'è un po' una situazione così che ancora crea della confusione e sembra proprio crearlo nei confronti delle tue attività, in questo caso lavorative, delle mansioni che svolgi o che hai svolto in passato. Dunque c'è un po' un sospeso, ora da capire se questo sospeso riguarda qualche incertezza che hai tu, magari per aver lasciato un vecchio lavoro, in un momento anche di incertezza sul come si svilupperà questo nuovo lavoro in futuro, ehm, però comunque, viene segnalato, okay, c'è un momento di potrebbe anche essere una poca chiarezza che questo lavoro lascia sulle le reali mansioni da svolgere. Di fatto c'è che è qualcosa che comunque non ti dispiace fare, qualcosa che ti piace. Allora, c'è un qualcosa in futuro che un pochino ti porterà a qualche pensiero. Ha a che fare comunque con l'ambiente in sé, con il ritrovarsi o con eventuali comunicazioni che ti vengono dette di persona. Non sono comunque negative, perché poi c'è la gran consolazione. Dunque, diciamo che, alcuni dei tuoi timori poi, in qualche modo affievoliscono nel tempo perché, evidentemente le successive, comunicazioni o, man mano che collabori, si creano progetti, nuove ambizioni. Dunque, diciamo che, un pochino esci da questa condizione di incertezza, che un po' ti impensierisce. Però guarda cosa c'è in futuro. Dunque, o a lavorare con voi e con questo Andrea c'è anche una ragazza più giovane, adesso io non mi ricordo l'età di Andrea, 89, dunque magari è la fidanzata dell'Andrea, oppure una precedente collaboratrice un po' più giovane di te, e qui dovrai un po' fare attenzione, perché i rapporti con questa persona potrebbero diventare, rapporti, basati sull'ipocrisia o su siete costrette, nel senso si fa buon viso a cattiva sorte. Dunque c'è un po' di falsità e opportunismo, ma ci sta comunque, che non è che dobbiamo piacere a tutti o per forza farci piacere tutti, però
l'educazione e l'etichetta, quella è secondo me il minimo indispensabile per il quieto vivere. Dunque ci potrà essere una situazione di questo tipo in futuro, ma di fatto lui, che risulta il gran signore, comunque, ti darà la sensazione di tutelarti o comunque di esser dalla tua parte. Non che lui prenda le parti e non che ci saranno particolari condizioni così. Lui sicuramente garantirà la sensazione di stabilità, okay, dunque a me non sembra malissimo. Certo però è che il progetto in sé non è ancora chiaro, è un po' in embrione e sicuramente man mano che continuerà la collaborazione e vi conoscerete così come ci si conosce in un ambiente lavorativo, non certo ad andarsi a prendere un caffè al bar, dove mostriamo ovviamente, l'aspetto migliore, ma gomito a gomito creerete la struttura e la cristallizzerete. Quello che si vede qui comunque è che alla fine dei giochi probabilmente la cosa non è che andrà benissimo, okay? Non so bene come, potrebbe anche indicare che, alcuni progetti che avevano a che fare con posti lontani, che magari, non sono stati studiati in modo approfondito, potrebbero bloccarsi e da qui conseguire delle notizie poco felici. Okay, comunque è un'esperienza che sicuramente vale la pena, come tutte le esperienze, di, essere vissuta. Allora, va bene, spero che tu sia contenta, anche se, speravo di darti una risposta più felice e spero che tu sia rimasta per sentire che la risposta te l'ho data, perché, comunque, andiamo avanti. Confermo che la nemica è una collega che mi sta dando un po' fastidio. Okay, okay, Maria, purtroppo certe figure sono lampanti. Allora, Sonia ha cancellato la domanda, vado da Giusy. Buonasera Hilde, posso chiedere se Daniele prova dei sentimenti per Marlene? Lui 17 ottobre 92, lei 11 ottobre 83. Bilancia. Okay. Allora. Comunque Barbara, se hai sentito la tua risposta, scrivimelo per favore, grazie. Allora, vediamo se Daniele prova sentimenti per Marlene. Vediamo di approfondire. Ma sarebbe anche carino capire in che tipo di relazione sono questi 2. Stanno insieme? È un sospetto che hai tu? Ah, okay. Va bene Barbara, mi fa piacere. Chiedo scusa, sicuramente ho ricordato male. Spero di essermi fatta perdonare. Allora, torniamo a, relazione di conoscenza. Okay, grazie, grazie Giusy. Allora, mhmm, beh, diciamo che, può essere, che all'inizio si sia, ehm, manifestata è un parolone, una,
Ah, sono 2 amici che si stanno frequentando, okay. Allora, diciamo che attrazione tutto subito, perché allegria, leggerezza sono sicuramente carte che parlano di un'attrazione fisica, un flirt, qualcosa di giocoso, ma anche di positivo. Però ha messo fine a qualche altra cosa. Dunque ha reso o impossibile un ritorno, dunque qualcuno probabilmente avrà avuto in ballo delle altre cose prima, diciamo così, dei sospesi, oppure non è nemmeno la prima volta che sembravano iniziare un qualcosa, okay, e poi si è magari interrotto e l'hanno ripreso. Comunque, si capisce che, c'è un qualcosa che prevalentemente è basato la fisicità. Ora c'è comunque una figura nel presente, più giovane rispetto a Marlene, dunque una ragazza più giovane, potrebbe essere forse perfino più giovane di lui, per quello che ne sappiamo. Vado a vedere di nuovo i nomi, così non faccio lei lui. Marlene è stato impossibile non ricordarlo, perché è un nome molto particolare e poi c'è anche una canzone che c'aveva fatto una testa così, per un periodo in radio. Dunque vediamo Daniele, okay. Allora, la domanda è Daniele, se prova dei sentimenti. Mh. Sicuramente un'attrazione, abbiamo detto, e c'è comunque attualmente, al presente, il pericolo che è costituito da questa donna più giovane. Però non vedo neanche che questo pericolo poi colpisca nel segno, perché fondamentalmente la relazione tra Daniele e Marlene sembra comunque andare avanti e lui orientato, diciamo così, verso un qualcosa, cioè una frequentazione un po' più ufficiale. Però ascolta, io non vedo lui tanto stabile, perché compare nel prossimo periodo comunque qualche altra rivalità, okay, altre persone, magari o nella cerchia di conoscenze o un'amica, che comunque fan capire che è possibile che lui flirterà anche con altre persone. Non ti so dire quando nel futuro e compare abbastanza presto, il che significa che comunque non è molto è un po' volubile la volontà di questa persona, cioè Daniele non è proprio affidabilissimo, okay, anche perché si vede che poi, magari la vuole tenere su un aspetto più amichevole, perché comunque cioè farà un po' un attimo un passo indietro, per poter così anche "giocare" tra virgolette con altre persone che potranno avvicinarsi. Infatti vedi disgrazia, amante, prigione. Cioè lui alla fine, mhmm, nel tempo andrà completamente a bloccarsi nei confronti di Marlene. Ora a me dispiace un attimino per Marlene, che spero non sia tu e che spero non guardi, perché mi cioè nel senso, il coinvolgimento c'è, parte molto sul fisico, ma poi, sembra proprio un ragazzo che, comunque se ha un'altra occasione non cioè se ci può giocare ci gioca, diciamo così. Comunque, in fin dei conti l'esito non è male. La domanda è se cosa prova e vengono fuori delle carte abbastanza interessanti, però vengono fuori anche delle vecchie cose che si trascinano, È un po' come dire, ehm, sai, il sacerdote è anche una situazione che si raffredda un po', no, o perché bisogna far la cosa giusta, o perché entra in mezzo un ambito di separazione, di legalità,
vedi che c'è anche la carta del denaro, dunque di un matrimonio, non che voglio dire che loro si sposino, ma potrebbe entrare nel merito un qualcosa che va risolto, che si trascina dal passato e che porta comunque, qualche comunicazione, qualche notizia, qualcosa. Potrebbe anche essere che lui comunque, valuti poi di fare o meno la cosa giusta. Però è un sentimento, come dire, maturo, un po' rigido, però boh, lo so, faccio fatica anch'io a capire che sentimenti ha questo Daniele, perché passiamo da tutte le sfumature. Però però è così, evidentemente, la sua, posizione nei confronti di Marlene cambierà in questi modi. Allora, Loredana. Loredana, Ilde, come si evolverà la storia tra Sebastiano, 25 settembre 63, e me, 16 giugno 73. Lui è sposato come me e stiamo insieme da 2 anni. Ok, Loredana, vediamo un po'. Intanto prima di risponderti vado un attimino. Ok, prego, prego, Giusy. Allora, torno da Loredana. Eccola qui. Sebastiano e Loredana, vediamo un po' come evolve. 25 settembre 63, Sebastiano, 16 giugno 73, Loredana. Sono 2 carte di grande intimità, quelle del taglio, parlano anche di famiglia però, vediamo un po'. Mh. Ma, come evolve tra voi? Beh, diciamo che partiamo abbastanza bene, però è comunque una situazione i cui rischi vengono calcolati e dove non è possibile calcolarli, è possibile che sia subentrato qualche atteggiamento più defilato. Ehm, perché dico questo? Perché appunto compare già la donna maritata nella prima riga, la possibilità che comunque perché sei anche tu sposata, dunque potrebbe anche riguardare te e il fatto che magari quest'incontro con questa persona abbia, come dire, ti abbia portato quel valore aggiunto nella tua vita, quella realizzazione che magari desideravi, però comunque restano degli aspetti di complicanza che a volte turbano sul da farsi. La parentesi di questo periodo è aperta dalla carta della gelosia e chiusa dalla carta della costanza. Cosa significa dunque? Cosa possono voler dire le carte di questa linea? Che c'è attualmente uno stato di, prostrazione, che può essere veramente legato a una gelosia, magari al fatto di non sopportare più, ehm, questi tormenti, il dover sopportare che abbiate reciprocamente un'altra persona accanto, di dover aspettare del tempo a vedervi o di dovervi stare cioè, mhmm, c'è un po' di queste sfumature, oppure potrebbe anche indicare che una discussione, nata magari anche da, emozioni forti, no, che potrebbero anche essere, prese alla lettera come gelosia, procura un momento di incomprensione e di allontanamento, che però, vedi che la carta della falsità e della costanza, indicano che la situazione resta un po' precaria, un po' incerta o che si debbano cogliere quelle opportunità, okay, che si creano per poter
mantenere il rapporto. Allora c'è da dire una cosa: nel prossimo periodo, con la carta del nemico, dovrete fare particolarmente attenzione, perché si direbbe proprio che qualcuno si darà un gran da fare per controllarvi. Allora, se questo non è, un qualcosa che vivrete esterno a voi 2, cioè se non è un pericolo che magari correte da chi avete intorno, che magari, possono intuire delle differenze, possono decidere di controllarvi, seguirvi per dire, no, di monitorare un po' la cosa, potrebbe anche dire che uno di voi 2 lo farà, perché c'è qualcosa che non gli quadra, ha perso un po' di serenità e magari sospetta qualcosa, potrebbe indicare comunque che il sospetto, sia, della presenza di altre figure, oppure che in futuro comunque, ehm, nonostante questi momenti così, si continuerà a flirtare, ma dal momento che la carta della morte cambia completamente le circostanze, potrebbe anche indicare che, qualche nuovo corteggiatore, qualche nuova situazione porterà una chiusura di qualche tipo. Vediamo l'esito. Allora, qui allora il bambino è una carta di fiducia, ma è anche una carta di inizi, di cose che nascono, di nuovi progetti. E il Gran Signore ovviamente riferisce di una persona, un uomo che può essere di un'età compresa fra i 40 e i 50 anni, fra i 55 a tirarla un po', e e parla di un amore segreto, di una relazione segreta. Dunque, se tu mi chiedi come evolve, io ti dico non evolve, cioè o qui continua a dirmi che il vostro rapporto resta comunque segreto, oppure mi introduce una nuova persona con cui nasce un altro ancora rapporto, sempre nascosto. Io sai, qui è un po' complicata perché le figure nella vostra vita e nel vostro rapporto sono tante. Potrebbe anche indicare, magari la necessità di occuparsi dei figli, cioè ci sono tante variabili che chiaramente in un consulto privato vengono poi approfondite meglio. Bene, io spero di averti risposto. Ora, intanto ringrazio tutti, per aver partecipato, per aver retto fino a qui. Voglio salutare ancora le altre persone che si sono collegate, tra cui Eva, Sonia, che ha cancellato le domande, non ce l'avrei fatta comunque a risponderti, Rita, buonasera Rita, che dirvi, oggi concludo qui, ma torno mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se non conoscete il canale cercate proprio Marietto Veneziano, iscrivetevi al suo canale così potrete porgere la vostra domanda, se ovviamente non vi siete già iscritti. Dunque ci ritroviamo mercoledì e eventualmente, comunque se non riuscite mercoledì alle 21, torno sempre qui su questo canale venerdì alle 21:30. Ah, buonasera Pierluca, buonanotte a tutti, grazie sempre. A presto.